Buongiorno Mauro, Buongiorno Paolo, le chiedo cortesemente di presentarsi, chi è e cosa fa. buongiorno a tutti. Innanzitutto io sono Mauro Frigo, sono amministratore e vicepresidente di VECA SPA, e responsabile sicurezza un po' in generale. Bene, quindi una posizione apicale ampia all'interno di questa impresa. Allora, la sua impresa, partecipando al progetto Job Week Veneto, sta dicendo che ci sono delle posizioni al suo interno, all'interno dell'impresa, che voi rendete disponibili, insomma, proponete a laureati o a laureate under 30 nelle università del Veneto. Di che posizioni si tratta, quindi qual è la denominazione della posizione, quali sono le attività che caratterizzano questa posizione, le skill richieste ed eventualmente le prospettive di sviluppo. Prego. Allora, noi stiamo valutando più figure all'interno del nostro organico. Uno, stiamo valutando l'idea di un responsabile per quanto riguarda il settore IT, quindi computer, gestione di software, gestioni di un po' tutto quanto l'andamento e l'utilizzo dei mezzi elettronici, sia per quanto riguarda la gestione anche del magazzino, sia ufficio, sia tutto, l'amministrazione in generale. Poi un'altra figura che è molto più importante sarà un gestore di magazzino, quindi adesso il titolo mi potrebbe scappare, non gestore fisico, ma l'organizzatore, quindi chi segue, chi possa programmare un percorso Lean, chi possa modernizzare, creare tutti i contatti, sempre ovviamente con l'IT a supporto, perché dovremmo fare un Kanban. Scusi Mauro, possiamo dire che se la prima posizione è una posizione prettamente nell'area sistemi informativi aziendali, la seconda Esattamente. posizione potrebbe essere nell'area logistica interna, piuttosto che organizzazione dei flussi Esattamente. materiali all'interno dell'azienda. Molto bene. Prego, mi scusi. Niente, e dovrà anche saper gestire la comunicazione con i terzisti e la programmazione, fare una schedulazione completa, non gestire nell'ordine di spedizione, ma gestire gli ordini in ingresso per poter programmare le produzioni sia interne che esterne, e per poter programmare gli spazi che sono mobili, diciamo, nel nostro magazzino, e farci di dare ai nostri clienti delle risposte immediate sui tempi di consegna e sulla disponibilità al magazzino della merce. Bene, molto bene. E che skill sono richieste? Quindi voi proponete queste posizioni a persone che hanno quale background universitario? Oddio, come abbiamo visto, deve essere abbastanza ampio come skills, come proposizione come si può dire, di conoscenze, perché si va dalla produzione al magazzino, quindi a noi serve una buona base culturale, sia informatica che logistica, e la voglia e la possibilità, più la voglia che la possibilità di crescere e di aver voglia di apprendere nuovi sistemi, perché non prendiamo qualcuno che è già costruito, deve essere pulito da tutte le informazioni, quindi deve essere abbastanza neutro, e lo faremo crescere al nostro interno. Bene. Lei mi sta dicendo sostanzialmente che queste posizioni per le persone che si candideranno non sono posizioni, me lo lasci dire, temporanee, ma sono posizioni che, se interpretate dalle persone che hanno queste skill, questo orientamento, VECA vorrebbe investire, e quindi un orizzonte temporale di medio-lungo termine. Possiamo dire così? Certo? Bene, Mauro, abbiamo detto i mestieri, abbiamo detto chi è lei, non abbiamo detto cosa fa l'azienda, dove è l'azienda. Quindi se può brevemente, insomma, dire che dimensioni avete, cosa fate, dove siete. Allora, l'azienda produce
articoli casalinghi da giardino e anche contoterzismo in plastica, polietilene, polipropilene e altri materiali tecnici. Abbiamo 5 marchi sotto il nostro, che è Blim, Blim Plus, che sono casalingo e casalingo di qualità leggermente superiore, quindi su un grafico di Porter che il professor Concubita ben conosce, andremo a posizionarci in ci stiamo posizionando in un settore che è fuori dalla battaglia del prezzo. Poi facciamo articoli da giardino, arredo giardino, e quindi abbiamo Veca e Lixo, e poi abbiamo Veca Lab, che è il settore dello stampaggio rotazionale che produce articoli per conto terzi, quindi sia firme, vedi Foscarini, vedi Bonaldo, vedi Tonincasa, AD Design, questi, e sia articoli per gli ospedali, quindi stiamo facendo i comò e le spondine per i letti di rianimazione. Facciamo anche serbatoi, quindi andiamo a creare, usiamo le nostre conoscenze, il nostro know-how a disposizione di terzisti che cercano qualcuno che possa risolvere i loro problemi. Bene, dove siete? Questo è nel nostro. Siamo nel Basso Vicentino, ad Albettone. Abbiamo circa, adesso fra diretti e indiretti, siamo 130 dipendenti. Stiamo costruendo un nuovo magazzino e arriveremo a coprire 30.000 metri quadri tra l'esistente e quello che è in via di costruzione, proprio fisicamente. Bene, Albettone è logisticamente semplice da raggiungere perché c'è la A31, quindi la Valdastico Sud. Ultima cosa, una o due massimo buone ragioni per le quali una persona dovrebbe dire io mi candido per una di queste due posizioni. Perché una persona deve venire da lei? Sì, allora, uno dovrebbe venire qua da noi per due motivi. Primo, perché c'è la possibilità di crescere e di apprendere sistemi nuovi. Non siamo una scatola chiusa. Quando andiamo a fare qualcosa lo facciamo sempre assieme, coinvolgendo chi è responsabile di quel settore. E poi perché nella nostra azienda, che è nata nel 1988, ci consideriamo tutti una famiglia, ma non per modo di dire. Chi viene qua lo vive e lo sente, perché proprio abbiamo rapporti diretti con tutti, non ci sono capi reparto, ci sono dei responsabili, ma se uno ha un problema viene direttamente o da me o dal mio socio, tranquillamente. Molto bene, quindi dei job sfidanti, ricchi di contenuto e un ambiente di lavoro, potremmo dire, accogliente, inclusivo, o dove una persona si può esprimere. Bene Mauro, grazie di aver partecipato a Job Week Veneto, questa iniziativa di Union Camere Veneto con le Camere provinciali e con la direzione scientifica dell'Osservatorio Professioni Digitali e Lavori Ibridi dell'Università di Padova. E buon lavoro e a presto. Grazie, altrettanto.